Parleremo oggi degli ordini architettonici, un tema di cui sicuramente tutti avrete sentito parlare, forse senza ben conoscerlo, senza ben capirlo. E quindi di fatto oggi, un tema vastissimo, complessissimo, cercherò di darvi alcuni input. Ad esempio, cosa sono gli ordini architettonici? Perché sono stati inventati? Quali sono? Come facciamo a riconoscerli? Cosa rappresentano e che significati hanno? Quindi cercherò di darvi una panoramica, una serie appunto di informazioni, anche di suggestioni, per entrare in questo mondo che di fatto è la chiave dell'architettura fino all'altro ieri, fino al Novecento. Cercano appunto di capire questo linguaggio, che è la grammatica dell'architettura. Tutti quanti appunto avete sentito parlare di capitelli ionici, di colonne doriche, e oggi cercheremo di mettere tutti i tasselli al loro posto. Parto virtualmente il viaggio di oggi da un edificio molto singolare. Forse qualcuno di voi lo conosce, forse qualcuno di voi ha potuto visitarlo. È la Cisterna Basilica. Siamo a Istanbul, siamo sottoterra ed è una grandissima riserva d'acqua costellata di colonne che reggono queste volte. Sono tutte colonne di reimpiego, tutte colonne di spoglio che vengono qui da altri edifici precedenti e che in età tardo-antica, quindi subito dopo Costantino, sono state reimpiegate per costruire questo edificio. Perché andiamo in questo luogo, in questo edificio? Perché qui c'è una cosa interessante. C'è questo fusto di colonna con tanti reimpiegati che ha questa lavorazione a tronco d'albero che richiama l'origine leggendaria, ma non solo leggendaria, proprio costruttiva della notte dei tempi di quella che è la colonna, di quelli che sono gli ordini architettonici. Quindi questa colonna che di fatto è la traduzione in pietra, la trasposizione su pietra dell'idea del tronco semplicemente grezzo, sbozzato, messo in verticale come struttura di un edificio. Ed è un concetto che in realtà viene tramandato, rimane nella memoria degli architetti, anche quando l'architettura è fatta principalmente in pietra, oppure come da Palladio in poi, o in realtà anche in altri contesti, in mattoni, poi intonacati, però rimane questa idea che la colonna è legata all'architettura nella sua natura di elemento ligneo, quindi questo tronco simbolico, tagliato, preso dalla natura e incastonato nell'edificio. E qui siamo a Milano, questo è Bramante, e ancora vediamo come appunto nel primo Rinascimento c'è questo omaggio al Passo di Vitruvio che ne parla e questo omaggio alle origini dell'architettura. Quindi questo simboleggiare quello che è la natura dell'architettura. Abbiamo già visto infinite altre volte nelle lezioni precedenti questa diapositiva, appunto la capanna, il tipo di architettura da cui tutto ha avuto origine. Perché ve lo mostro oggi? Abbiamo visto nel primo incontro appunto che cos'è l'architettura, l'idea che l'architettura è la divisione tra lo spazio interno e tutto quello che costituisce l'esterno, quindi l'idea di tracciare sul terreno un cerchio, un rettangolo che identificano un edificio, che identificano una città. Ricordiamo il mito della costruzione di Cartagine, il mito della fondazione di Roma, il labirinto del Minotauro. Però l'architettura non è solo un qualcosa tracciato su carta, non è solo un qualcosa tracciato sul terreno, ma è anche un qualcosa che ha tre dimensioni, che si sviluppa in alzato. E quindi quello spazio circolare, diviso da tutto quello che costituisce l'esterno, è coperto da un tetto, ha delle murature, ha delle pareti. E questa struttura si sorregge su murature oppure su colonne. E qui vediamo in maniera molto intuitiva, molto semplice, quella che è l'origine della colonna, che ci torna semplicemente un palo preso dalla natura e piantato nel terreno. Un esempio molto interessante per capire, per analizzare
l'origine degli ordini architettonici e tutte le loro parti, le differenti funzioni, lo troviamo in Spagna. Siamo ad Ampudia, questo paese medievale, dove sopravvive questa singolare tecnica costruttiva che ci racconta di fatto l'anello di congiunzione tra quasi l'origine mitologica dell'architettura e quella che diventa poi l'architettura in pietra, perché qui abbiamo rappresentata l'architettura in tutte le sue funzioni, esattamente come lo sarà nell'architettura in pietra, nei templi e nell'architettura delle ville e degli edifici più tardi. Quindi andiamo a guardare nel dettaglio cosa succede in questi edifici, quindi smembrando queste logge, questi portici, ricaviamo via via, partendo dal basso, i singoli elementi che costituiscono un ordine architettonico, un'architettura. Una base, questo cilindro di pietra, appunto poco più in alto, poco sporgente dal terreno, il fusto, e quindi qui torna il mito appunto della colonna verticale del palo, del tronco verticale, un capitello, un architrave, anche se qui ne vediamo due connesse assieme, ma potrebbe essere semplicemente un unico elemento orizzontale, e poi i travicelli, quelle piccole travi al di sopra che costituiscono o il solaio o la copertura. La cosa interessante che vediamo qui nel Castiglio di Ampudia è l'insieme dei materiali che costituisce le diverse parti, perché è la chiave di lettura di tutto quello di cui andremo a parlare di qui a breve. La base è costruita e realizzata con un blocco di pietra, e questo è fondamentale perché mentre tutti gli altri elementi sono fatti di legno, quindi un materiale economico, facilmente trasportabile, facilmente lavorabile e assemblabile, la base è fatta di materiale diverso. Il legno è un materiale deperibile, mal resiste alla pioggia e mal resiste all'umidità. Abbiamo visto appunto negli incontri scorsi come nell'architettura sia fondamentale proteggere l'edificio dal fuoco, il caso delle cattedrali gotiche, e dalla pioggia, il caso di tutto il resto dell'architettura. E in questo caso si è facilmente potuto capire che semplicemente conficcare un tronco nel terreno portava al marciume della parte a contatto con l'umidità, perché il terreno è umido, raccoglie l'umidità della pioggia, l'umidità dell'aria, e il piede della colonna diventa l'elemento più facilmente deperibile. Quindi la base fatta di pietra è l'elemento che allo stesso tempo connette l'edificio con il terreno, perché la base è la parte solida, è conficcata nel terreno, ma allo stesso tempo, e questo è fondamentale, lo separa, perché tutta la struttura che sta sopra è isolata dall'umidità di risalita del terreno, quindi evitando che la struttura marcisca. Il fusto, essendo ricavato da un tronco, tendenzialmente a sezione circolare. È il motivo per cui invece il capitello, che è l'elemento di connessione tra il fusto, è un altro elemento che è tendenzialmente a sezione quadrangolare. Quindi in qualsiasi ordine architettonico, in qualsiasi sistema costruttivo, qualsiasi capitello parte da una sezione circolare e finisce con una sezione quadrata. Questo anche perché garantisce l'aderenza con l'architrave, raccoglie le spinte, raccoglie il peso della struttura e lo distribuisce poi lungo il fusto. L'architrave a quel punto è, lo si intuisce, l'elemento orizzontale che collega le varie colonne e dà la distribuzione in larghezza dell'edificio, e dopo i travicelli che danno a quel punto la struttura o di copertura o del piano che viene a seguire.